Buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. 9:09, siamo a Cividale del Friuli, precisamente località Gagliano. Faccio colazione con un panino marmellata. Torniamo a Castelmonte, lato San Leonardo, che dovrebbe essere la salita quella diciamo più lunga, più bella, più panoramica. Abbiamo fatto una velocissima pausa fisiologica. Io faccio colazione e iniziamo a salire. Questa è la salita della Cividale Castelmonte, gara in macchina. Noi stiamo qua a sinistra e saliamo da San Leonardo. Bene, da qua distanza cima 11 km. Il naso che mi cola e via. Allora, ho fatto una delle mie, cioè mi sono tolto i guanti troppo presto perché questa l'avevo fatta, se non sbaglio, solo in discesa e mi ricordavo che iniziasse subito la salita. Invece nei tratti in discesa effettivamente fa freddo. Mi sono fermato per provare a rimettere i guanti, ma il destro ho incasinato la fodera e non ne vuole sapere di entrare. Comunque sono ripartito, adesso sono in salita. In qualche modo mi scalderò e ci ripensiamo in cima. Da qui 6 km alla cima è la parte più dura, almeno 4-5 tornanti belli tosti. E qua le pendenze sono cattivelle. Oh yeah. Attenzione, cadono come birilli. No, non È il primo lungo della stagione, non propriamente 100% divertente, ecco. Che silenzio, bello. Che panorama, che spettacolo. Molto bene. Pensa che ieri il mio collega mi aveva invitato ad andare sul Corrada, ma Mataiur? da casa. Bello. Ma questo è pazzo. Troppa roba. Così per adesso perfetto. No, forse così come si è oggi è già troppo.
Dici? Non so, che su strada non esco quasi mai d'inverno, poco poco è in zona casa. Quindi per me così è già tutto nuovo. Ma che bello! Trivio, arrivederci, buon viaggio. Ancora un paio di chilometri e siamo arrivati. Breve discesa e questo è l'ultimo strappo per arrivare al santuario. Questo si farà sentire. Guarda come va Piterone Vanian. Se mi metto qua in scia non pedalo. Se mi metto qua in scia non pedalo. No, butto giù anche uno. Che bello. Ma mi alzi il ritmo anche. Grande. Che esagerato. Cosa facciamo? Andiamo fino su? Andiamo dai. Andiamo, c'è Ricky. Aspetta, attento macchina. No, come non detto. Andiamo su, Ricky. Avevo già il rapportino. Scatta qua. No. Che roba. Spettacolare. Siamo arrivati fino su al santuario. Se volete vedere due dronatine andate a guardarvi il video dell'ultima volta, che ve lo lascio nella i qua in alto a destra. Adesso facciamo pausetta. Scendiamo. Mi raccomando, va piano, Con me non c'è pericolo in discesa. Piero, facciamo mezza milanese a testa con le patatine. Sì, limone. Che appena arriva un buon muscoril per la schiena. Mamma mia, ma già adesso te che pensi? Ciao, buongiorno. Occhio!
Ragazzi, ciao. Ciao. Bene, scesi dalla mezza milanese, rientriamo verso casa. Diciamo che adesso ci manca almeno un'oretta di ritmo. Bello, bello, oggi ci sta, è freddo ma giornata, va che roba, spettacoli. Comunque passiamo i 100, eh? Sì! Ciao! Sì. Ciao Ricky, grazie. Yes. Ciao Vania, grazie. Bravo. Ciao Piero. Mi fermo a Ronchi. Ciao. Bene, vi saluto mentre allungo gli ultimi chilometri per chiudere 100 tondo, così da fare il primo lungo della stagione. Sono molto contento, oggi ho imbroccato il vestiario, la giornata aveva meteo favorevole, bellissima salita da San Leonardo, ma soprattutto bello rientro che è decisamente più comodo e almeno per me meno spaccagambe del rientro da Cividale e poi Cormons, perché di solito lì vado sempre in crisi. Comunque ci sta, bello, bel giro, sono contento, grande compagnia oggi, ci siamo alternati giusti, a parte Vania che ha fatto un lavoro incredibile, ma lui è un trattore, quindi lui va forte anche in piano oltre che in salita. La zona industriale non sarà il posto più scenico dove chiudere il video, però spero vi sia piaciuto il giro di oggi. In caso lasciate un like qua sotto e scrivetemi un commento con le vostre impressioni o come sempre dei consigli su prossimi giri. In descrizione c'è sempre il link al giro su Strava, così vi andate a guardare la traccia. Vi ricordo di iscrivervi al canale e tenete un occhio sul mio Instagram, perché quest'anno cercherò di essere bravo e di annunciare i giri che ho in programma di fare, così magari ci si vede in giro oppure si fa il giro insieme, un pezzo di giro, quello che vi va. A me fa piacere incontrarsi. Ciao!